Gambellara. 3 giovani sono rimaste ferite durante un'uscita di strada la notte scorsa lungo la regionale 11. Una, in condizioni gravissime, è ricoverata in rianimazione. Non è escluso che possa essere sottoposta ad un intervento chirurgico. Secondo una prima ricostruzione, la brasiliana al volante, di 36 anni, viaggiava in direzione Vicenza con un'amica e l'altra ragazza di 22, quando ha perso il controllo dell'auto finendo nel canale e andando a sbattere violentemente contro un muretto di cemento. Le donne sono state prese in cura dal personale del 118 e portate all'ospedale. Al vaglio la dinamica dell'incidente, avvenuta durante un forte acquazzone. Tiene. Ladri per la terza volta nella scuola elementare Zanella. A sparire questa volta un PC portatile e una videocamera. In precedenza erano stati rubati 2 computer portatili, una fotocamera digitale e un videoproiettore. Furti compiuti probabilmente dalle stesse persone che hanno colpito sapendo come muoversi all'interno della scuola, visto che non sono stati rilevati segni di scasso. L'istituto ha deciso di cambiare tutte le serrature e i computer portatili saranno rimpiazzati da quelli fissi, indagano i carabinieri. Gaglio. I vigili del fuoco sono intervenuti mercoledì pomeriggio in località Ronchi di Dietro per recuperare una vitella di 250 kg caduta in un dirupo di 50 metri nel greto di un torrente in secca mentre pascolava. La manza è stata individuata a 2 giorni dalla caduta in buone condizioni. I vigili del fuoco di Asiago, constatata l'impossibilità di recuperarla in maniera tradizionale, hanno fatto intervenire l'elicottero. L'animale è stato imbragato e issato con il gancio e portato al sicuro. Feltre. 116 tra studenti e docenti della scuola Vittorino da Feltre e della scuola speciale per disabili e musica hanno preso parte a un'esercitazione sulle procedure da adottare in caso di terremoto. Alla diffusione del suono del terremoto tutti hanno messo in pratica le manovre di autoprotezione per poi iniziare l'evacuazione. È stato simulato un terremoto di magnitudo 4 della scala Richter con caduta di calcinacci e scaffali. I soccorritori hanno proceduto con i cinofili dei pompieri alla ricerca dei dispersi che una volta individuati sono stati evacuati con l'autoscala delle barelle e apposite sedie per disabili. Bassano. Nelle ultime settimane, anche grazie a numerose segnalazioni, si sono susseguite attività congiunte tra il Comando Stazione del Corpo Forestale per contrastare il fenomeno del transito di motoveicoli su sentieri e aree non autorizzate che si è acuito con l'arrivo delle giornate primaverili. Sono stati effettuati 3 fermi, di cui 1 confiscato, ed elevati 8 processi verbali, di cui 2 per percorso fuori strada. L'attività ha interessato i comuni di Pove, Bassano del Grappa e Romano Dezzelino.